prima live diretta dalla Sicilia. Questa settimana in realtà io sarei in vacanza, ma ci, ci voglio, insomma, voglio prendermi del tempo perché sono ispirato per rispondere a una domanda che tra l'altro mi è stata fatta questa mattina da, da una persona che soffre di dolori persistenti e mi ha chiesto un consiglio. Penso che questa domanda possa essere utile per tutti. La persona mi ha chiesto se soffro di dolori persistenti, vari dolori persistenti, vari sintomi persistenti, anche parestesie, quindi parestesie sono, diciamo, parti del corpo che in questo momento non riusciamo a sentire bene col tatto, ma non c'è nulla a livello organico, a livello dei tessuti. Magari c'è stata un'operazione chirurgica. Questi sintomi possono essere variegati. Se guardate il mio sito web, ma anche il mio canale, sapete che ci sono vari sintomi che possono essere psicosomatici. Ok? Piccola parentesi, quando dico psicosomatico ci tengo a dire che non vuol dire psicologico, che il sintomo psicologico non è il sintomo psicosomatico. Se soffriamo da dolori persistenti o sintomi persistenti da tantissimo tempo, possono essere causati da un sistema nervoso, questa è la parola chiave, sistema nervoso ipersensibile, che è andato in allerta, è andato in ipervigilanza, che ha paura di ogni cosa possibile nell'ambiente, sia esterno che interno del corpo, e quindi rimanda questi segnali, questi sintomi che possono essere anche molto persistenti. Psicosomatico vuol dire che la mente o il cervello in questo caso è il midollo spinale con tutti i suoi nervi attaccati, fate finta che sia un albero con le radici, rilascia dei sintomi. Questi sintomi possono essere anche di parestesia, possono essere di dolori, acufene, mal di testa e anche psicologici, come si dice. Parliamo di sintomi psicologici quando dico ansia, ma in realtà è anche lì psicosomatico, perché il soma, il corpo, rilascia quei sintomi. È come se te li fa sentire, ok? Quindi questa persona mi dice, devo necessariamente andare nel mio passato, perché ho avuto tanti traumi da bambina, da bambino, che mi fanno, che ancora li sento oggi presenti. A volte ho questi flashback di queste memorie del passato che sono comunque dentro registrate nel mio corpo e mi fanno stare male. Quindi devo necessariamente andare nel passato per stare bene oggi nel presente? Qual è la terapia? Qual è l'approccio che mi consigli? Allora, ci sono diversi approcci che sono usati nel mondo della terapia manuale, della terapia del dolore. Il mio approccio, quello secondo me, okay, che funziona meglio, è sempre lavorare principalmente sul presente attraverso una terapia psicosomatica, può essere la mindfulness, può essere anche la terapia educativa, ok? La terapia educativa è quella che ci fa capire che ci sono delle connessioni tra mente e corpo, tra cervello e corpo, e questo è il primo step, il presente. Poi se abbiamo dei flashback, delle ansie che arrivano da memorie del passato, ma che devono essere proprio lì, visibili, che ti ricordano qualcosa del passato, allora lì sì, dovremmo lavorare anche nel passato attraverso varie terapie psicologiche, psicoterapiche, ma non è sempre necessario. Noto che molte persone che vanno nel passato con varie terapie, anche la scrittura espressiva, arrivano poi nel presente con più dolori ancora. Quindi c'è un po' di vento in questo momento, quindi se mi sentite male mi scuso per il vento. Non c'è stato vento tutta la mattinata e adesso sono insieme al vento proprio qui. Quindi non è necessario rivivere il passato per stare bene nel presente. Non è necessario. Però può essere utile in quei traumi tipo incidenti stradali, abusi fisici o anche emotivi, può essere utile. E quello che succede in questi casi, quando andiamo poi a rivivere il passato, è che ovviamente nel presente il corpo rivive tutta quella emozione, quella cosa che è successa nel passato, e se il terapista o la terapia
non lavora bene, può essere che andiamo a ritraumatizzare di nuovo il tutto. Ecco perché c'è un po' un rischio, no, in tutto questo. Ma quando riviamo tutte queste emozioni nel presente non è necessariamente un qualcosa di negativo. A volte arrivano tutte queste ansie perché il corpo è come se portasse in superficie tutto quello che abbiamo vissuto di dolore nel passato. Quindi, ricapitolando, il primo step è lavorare sul presente e sulla terapia educativa. La terapia educativa si chiama Pain and Neuroscience Education. In ogni percorso terapeutico, nel mio Neurobalance, il primo step è ti faccio una settimana di percorso educativo. In questa prima settimana andiamo sulle basi, le fondamenta di quello che devi sapere sul dolore e sui sintomi che hai. Dobbiamo capire perfettamente in quale tipologia di dolore o di sintomo tu vai a metterti, perché molti dei sintomi che stiamo parlando sono sintomi curabili al 100%, che non hanno assolutamente nessuna più causa fisica, organica. Cioè il dolore io lo sento al collo, ma è generato da una memoria del cervello, quindi sento dolore al collo, non è necessariamente che c'è qualche cosa che non va nel mio collo, ma è il cervello che dice c'è stato un problema lì, mi sono focalizzato tanto lì nel passato e anche oggi nel presente perché mi focalizzo sul dolore, perché sono in allerta. Quella paura alimenta quindi questa connessione cervello-corpo e quindi sento sempre più dolore perché questa connessione cervello-corpo è sempre più efficiente. Quindi ricordatevi questa equazione: dolore o sintomo nociplastico in questo caso è uguale, o parliamo di psicosomatico, è uguale a paura più focus, più attenzione. Paura più attenzione di quella paura o di quel sintomo. Ve lo ridico: sintomo psicosomatico è uguale alla paura più il focus che ci mettiamo. Ciò vuol dire che ogni terapia per curare, non dico abbassare solo il dolore o il sintomo, ogni terapia, che sia terapia o che sia percorso personale, deve lavorare sulla paura abbassandola e sul focus di quel sintomo abbassandolo. È tutto qua. È facile, ma non è semplice. Cioè, nel senso, non è un qualcosa che dice l'ho capito e adesso abbassiamo la paura, o adesso abbassiamo il focus. Perché se senti il sintomo forte, ovviamente è difficile inizialmente abbassare la paura di quel sintomo, perché pensi che ci sia un problema di tumore, perché pensi che ci sia qualcosa di sbagliato in te, pensi che il dottore, i dottori, i medici, le diagnosi abbiano mancato qualcosa, invece in realtà no, perché se sei arrivato fino a qua avrai fatto tutta una serie di esami e i medici ti avranno detto guarda, tutto quello che hai è ok, ma tu pensi che ci sia sempre qualcosa che non va. Intanto guardo anche i messaggi sotto. Andrò in Italia a ottobre, spero trovare tantissime cose interessanti da fare. Saluti, Manuel Rios. Assolutamente, vieni in Sicilia che è un paradiso e si mangia benissimo. Ok, andiamo avanti. Come i cardiofobici. Raffaele Citori, non so cosa intendi. Cardiofobici, sì, ok. Ci sono varie fobie che abbiamo. Le fobie ovviamente aumentano la paura e l'attenzione di quella paura. Ovviamente il corpo tira su qualsiasi sintomo, tachicardia, senso di ovviamente di fiato che va su e giù in modo molto repentino, ok? Affanno, senso di scombussolamento, vari sintomi, tantissimi, che sono tutti psicosomatici, ma la maggior parte dei sintomi sono psicosomatici, perché parliamoci chiaro, quante persone soffrono di dolori veramente gravi, nel senso che non voglio disminuire i dolori psicosomatici, ma i dolori gravi nel mio caso
che sono da escludere sono i dolori dati da tumori, da infezioni, da fratture. Quindi che arrivi a praticamente un periodo in cui dici ok, se ho questi dolori dato da questo, sicuramente l'ospedale, sicuramente la medicina convenzionale ti può dare una mano nell'emergenza, nell'urgenza, nel dolore acuto. Ma nei dolori cronici parliamo del più del 90%, in base agli studi scientifici che abbiamo, più del 90% ha problematiche psicosomatiche. E se noi ricordiamo questa equazione, sintomo psicosomatico persistente è uguale a paura, che possiamo chiamarla ansia, possiamo chiamarla preoccupazione, possiamo chiamarla come vogliamo, più attenzione, allora, o focus per quella paura o per quel sintomo, allora lì hai capito che come curare una problematica psicosomatica. Nel mio programma, quindi ti dico, il primo step è la terapia educativa e qua minimo ci vuole una settimana, minimo. Questa terapia educativa la puoi fare anche da solo, vai a prendere, leggerti il mio libro, se non vuoi leggerti il mio libro, leggi il libro, che il mio libro lo potete trovare su Amazon tranquillamente, si chiama Il potere della consapevolezza, scrivete Alessio Veneziano, Il potere della consapevolezza e lo leggete. Con meno di 15 euro avete tutte le informazioni che avete bisogno di sapere per fare il primo step. Ora, la maggior parte delle persone dalla terapia educativa solo non guarisce. Perché? Il sapere non vuol dire metterlo in pratica, non vuol dire che è fare. Il sapere non è fare, il sapere è sapere. Io quando ho letto il libro del dottor Sarno, che è un altro libro che vi invito veramente a leggere, quel sapere mi è arrivato talmente forte che l'ho trasmutato in fare nel giorno stesso che stavo leggendo quel libro. Quindi quando vi dico paura più attenzione, quella paura, mentre che leggevo quel libro, dicevo, oh, ma veramente così? Può essere che il mio dolore è stato attivato da un cervello in allerta? E allora dicevo, oh, cavoli, è veramente così, forse è così. Iniziavo a fare questi collegamenti e la mia paura è andata giù. Quindi se la paura va giù, anche il focus e l'attenzione va giù e quindi anche il sintomo va giù. Molte delle persone che hanno dolori persistenti, magari tu che stai guardando, è che hai molta paura di quella problematica, hai paura del dolore stesso perché nessuno ti ha spiegato che quel dolore in realtà è una memoria del cervello, e se è una memoria del cervello e non c'è nulla nel corpo di danneggiato, perché devi avere paura? No? Perché devi avere paura? Attraverso l'autovalutazione che vedete nel mio sito web, venezianotherapy.com, sai con grande certezza, con buona probabilità, se ti trovi in questa casistica di dolori persistenti o di sintomi persistenti che sono molto variegati e possono essere anche molto intensi. Ecco che qui c'è la problematica. Ma com'è possibile che il medico non mi ha trovato nulla, ma io non riesco a vivere la mia vita normale da questo dolore lancinante? Perché è creato da una mente, è creato da un cervello e una foto, semplicemente tramite risonanza o qualsiasi test diagnostico dove fanno uno scan sul tuo corpo, vanno semplicemente a escludere problematiche gravi, non vanno a dirti ah guarda che il tuo sistema nervoso è ipersensibile, è in allerta per questo, questo, questo. Ad oggi, probabilmente tra 10 anni sarà diverso, ma ad oggi questa parte di sociale e diciamo psicologica, psicosomatica di diagnosi viene fatta a voce con un terapista che è formato in queste cose, no? Quindi sì, bisogna fare una diagnosi sul corpo, ma per eliminare le problematiche gravi e poi includere le problematiche di cui stiamo parlando, di quella paura, attenzione, attraverso o dei test, attraverso quel test che ti sto dicendo sull'autovalutazione nel mio sito, oppure semplicemente una consultazione, un consulto con un terapista formato in queste, un terapista o un medico formato in queste casistiche. Ed è essenziale, questo è essenziale, assolutamente. Silvia Berti, sono di Milazzo. Bene, una siciliana nella live. Sono veramente contento. Ehm,
Ok, se Sharon si è buttata in piscina. Comunque sono, sono nel bel mezzo della Sicilia, vicino a Barafranca. Paradiso, veramente la Sicilia è un paradiso dell'Italia. Sono innamorato di questa isola come l'isola della Sardegna. La mia famiglia è siciliana, ecco perché sono qui. Mia nonna fa 90 anni il 26 e quindi siamo venuti a trovarla tutti insieme. Non vedo l'ora di, di vederli. E quindi niente, ecco perché sono qua. Questa settimana è una settimana di vacanza, però alla fine quando lavori con una passione è quasi di... non stacchi praticamente mai, ecco perché sono qui. Per me questo non è in questo momento un lavoro veramente, cioè è il mio lavoro ma lo faccio con passione, quindi questa oretta o la leggevo a leggere un libro, o la passavo a leggere un libro, o la passavo magari a fare una live qui su YouTube. E poi ero ispirato perché c'era questa persona che mi aveva chiesto un consiglio su WhatsApp, ci eravamo già sentiti tempo fa e quindi ci tenevo un attimo a fare un ripasso, perché sembra difficile il percorso, in realtà è un percorso che è lungo, non è necessariamente difficile, perché quelle paure e quell'attenzione si possono abbassare con diversi metodi. È vero, puoi fare del respiro, è vero, puoi fare dell'attività fisica, ma bisogna lavorare costantemente con il nostro mindset. Se noi ci muoviamo e sentiamo dolore e la paura sale su e la tensione sale su, stiamo sbagliando, non stiamo attuando la terapia e non è necessario che fai veramente una terapia tipo che adesso faccio la terapia della respirazione e passa tutto, no, perché puoi fare la terapia della respirazione in quel momento, respirare in modo rilassato, almeno con 4 secondi di ispirazione e 4 secondi di espirazione, e stai dando dei segnali al corpo, al cervello che sei ok. Alla fine, veramente, possiamo chiamarla neurobalance la terapia per la sicurezza del corpo. Dobbiamo capire che non è complicato questo concetto, non deve essere complicato. Lo so che la pratica è difficile, lo so che ci sono 100.000 ricadute in questo percorso e qualcuno vi dirà vieni con me, qualsiasi terapista ti può dire no, vieni con me, la risolviamo, ma ci deve essere un'interazione molto forte col terapista. Ecco perché alla fine i terapisti con cui lavoro sono psicoterapisti, non guardo veramente tanto la formazione che hanno, ma quanto capiscono questo concetto di equazione di dolore, paura più focus. Lo devono capire sia dal punto di vista neuroscientifico che dal punto di vista pratico. Ovviamente un terapista che ha vissuto questo sulla sua pelle ha più facilità a darti queste informazioni e più empatia. Quindi lavorate con dei terapisti che siano formati nel campo della neuroscienza del dolore, veramente, perché non, molte persone lavorano sulla mindfulness, molte persone fanno psicoterapia, ma non tutti riescono veramente a capire che questa equazione è quella che funziona. È vero, possiamo lavorare con vari trami, no? Del passato, ma se nel presente non facciamo questa, non abbiamo questa sicurezza, no? Del dire io questo dolore è registrato, sento questo dolore ma è registrato nel mio cervello, anche se sento dolore non dico di farti una maratona, ma non ti fare aggrappare da questa paura del dolore, perché quella paura lì è infondata, e quindi cerca di vivere la tua vita subito come se questa cosa qui del dolore non sia una cosa prioritaria per te. Lo so che è difficile, ok? Non sto sminuendo nulla. Silvia Verte dice io ho accumulato tante tensioni per molte cause ma ora sto un pochino meglio. Si deve lavorare di testa, me lo dice sempre il mio fisioterapista. Ecco, prendiamo questa cosa qui, Silvia, che ci dici. Lavorare con la fisioterapia dal punto di vista fisico, a mio parere, serve, perché comunque devi iniziare a muoverti, devi iniziare a muovere gli arti che magari hai paura di muovere,
devi ricondizionare questo, devi rassicurare il tuo cervello che dice questo è il movimento che io posso fare anche se sento un po' di dolore, ma poi nella tua vita, quando finisci col fisioterapista, sta arrivando un'altra volata di vento, quando finisci col fisioterapista devi comunque lavorare su te stesso, ok? Questo è importante. Non ci sono esercizi fisici che vanno a curare un dolore cronico, è un mindset, è un lavoro di mindset, lavoro di consapevolezza, e ovviamente siamo esseri umani, siamo animali, dobbiamo muoverci, e il movimento è essenziale, ma arriva dopo. Deve essere un lavoro cognitivo, mentale, e segue il corpo, non può essere al contrario. Questo cosa vuol dire? Che non puoi aspettare che il dolore vada giù per ritornare a stare bene. Lo ricordo, non dovete aspettare che il dolore vada giù per ritornare a stare bene. Ovviamente starete bene quando il dolore va giù, ma non possiamo aspettare che il dolore vada giù. Non possiamo dare il controllo della nostra vita al dolore. 1. Non parliamo più del nostro dolore con persone al di fuori del terapista o del partner o di tuo marito o di tua moglie, ok? O della tua compagna o del tuo compagno. Tutti gli altri nella sfera non devi più parlare di dolore. Se ti chiedono come stai, come non stai, sto sempre bene. Questo perché quando vi dicevo che c'era quell'equazione dolore o sintomo persistente uguale a paura più attenzione, quando tu stai continuamente dicendo alle altre persone che ti chiedono come stai, sai, ancora dolore, ancora questo, mi fa male ancora il ginocchio, mi fa ancora male la schiena, stai portando di nuovo l'attenzione lì. E questo è quello che non dovrebbe succedere, anzi non deve succedere. Quindi le persone ti chiedono come stai, sto bene, io sono ok, non ho più problemi, o ci sto lavorando, sono ok, però ci sto lavorando. Cioè non entrate subito e soprattutto uscite da tutti i gruppi Facebook sul dolore, perché di nuovo attenzione sul dolore. Quando capiamo che quell'attenzione deve andare giù per portare quindi giù anche il sintomo, lì ci sta un click che capirete e dici oggi non mi sono neanche focalizzato sul dolore, e infatti stavo meglio. Oggi che mi sto focalizzando più sul dolore sono miserabile, mi sento miserabile. Emilio dice ho un dolore tra la scapola e la spina dorsale da 2 anni. Ok, Emilio elimina le problematiche strutturali e gravi, quello lo fa benissimo la medicina convenzionale. Se il tuo dolore è più di 3 mesi, come nel tuo caso 2 anni, c'è molte probabilità che il tuo cervello, il tuo sistema nervoso abbia registrato quei dolori a livello di quella zona, e soprattutto che ti stai focalizzando troppo in quella parte là col tuo cervello, inconsciamente è successo questo. Quindi quello che stiamo dicendo è quello veramente che ti serve. In questa live non posso prendere tutti i topic, ho fatto più di 400 video sul mio canale, quindi magari prenditi uno degli ultimi video e riprendi un po' questo topic. Esatto, non è facile, ma di tanto sacrificio e consapevolezza accettare il disagio momentaneo che si ha ma aspettare. Concordo, prima sminuivo, lo rinforzavo, ora dico tutto bene, grazie. Bravissima Silvia, assolutamente, questo è quello che dobbiamo fare. Il mindset è una terapia e dobbiamo capire che tutto parte dal nostro cervello, dai nostri pensieri. Più ci focalizziamo sul negativo, più rinforziamo il negativo. E tu direi come faccio a non focalizzarmi sul dolore, è impossibile, mi fa male. Ok, il primo sintomo, la prima reazione è quella di cavolo, è qui il dolore, non lo voglio sentire. La seconda reazione è dire ok, questo dolore però so che non è organico, non è qualcosa che è un danneggiamento, no? E quindi è dato dal mio sistema, che arriva dal cervello. Allora calmo il cervello attraverso o la respirazione o il tracciamento somatico, può essere anche il tapping, ma il tapping non lo possiamo fare 24 ore al giorno, quindi lo possiamo fare nei momenti in cui abbiamo 10 minuti, facciamo un po' di tapping, ok? Facciamo un po' di respirazione, facciamo un po' di movimento. È un po' come fare una torta, ci sono vari ingredienti
ma non possiamo semplicemente dire ok, questa è la torta che dobbiamo fare con questi ingredienti ed è sempre così. Cioè dobbiamo sempre essere comunque malleabili, anche perché cosa facciamo se la respirazione non funziona? Mi devo tenere il dolore? No. Magari riesco a capire che in quel momento sto cercando di aggiustare il mio corpo, in realtà no, è la mia mente, il mio cervello che si deve sentire al sicuro. Non c'è un interruttore del dolore, ragazzi. Possiamo influenzare il dolore direttamente, non possiamo dire adesso vai via. È impossibile, perché il dolore è un qualcosa di innato nel nostro DNA, che sarebbe veramente grave non avere dolore, non sentire proprio dolore per niente. Ok, ci sono delle problematiche di bambini che nascono che non possono, non sentono dolore. E questo è un problema, è un gran problema, perché vuol dire che possono andare a sbattere ovunque, non sentono nulla. Potete immaginare quanto è un problema questo, no? Anche lì prendere farmaci non è un problema, cioè è un problema, perché capite bene che se non c'è nulla a livello corporeo che non va, ma c'è solo un'ipersensibilità, solo tra virgolette, al sistema nervoso, è come mettergli una coperta sopra e non lavorare sulla causa. E lo so che voi, come me, vogliamo lavorare sulla causa, perché siamo stanchi di prendere farmaci, non li vogliamo prendere per gli effetti collaterali, siamo stanchi di fare terapia su terapia su terapia su terapia, e siamo stanchi ovviamente di vivere questa vita in questo modo, ok? Questo è chiaro, quindi lavoriamo con le informazioni che abbiamo. In Italia se ne sa poco perché c'è poca divulgazione, ma se andiamo dal punto di vista neuroscientifico, chi lavora nella ricerca queste cose le sa bene sul dolore, è solo che non sono state trasmutate nel pubblico. E quindi quando andiamo dal dottore o dal medico e diciamo abbiamo dolore cronico da 2 anni, se capisci che è lo stesso medico che non sta più studiando, non si sta più aggiornando sulle neuroscienze del dolore, si trova praticamente senza risposte. E quando tu ti trovi senza risposte, la tua paura va su e la tua attenzione va su. Questo sta succedendo. Molte volte succede che dopo una diagnosi del medico, la persona poi ritorna da me e mi dice sto più male di prima. Cosa è successo? Ho fatto questa diagnosi, mi ha fatto questa risonanza, ho trovato questo, 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 questo. Mi dici tu cos'è? Mi dai tu un parere. Uno, il fisioterapista non dà pareri sulle risonanze. Questo è importante. Io sono laureato in fisioterapia, ma mi reputo un terapista. E le risonanze non le leggiamo. Non ci hanno insegnato a leggere le risonanze. Okay? Quelle le legge il fisiatra o il neurochirurgo. Okay? O un laureato in medicina. Queste persone che ti danno le diagnosi molte volte non sono aggiornati dal punto di vista neuroscientifico, ti dicono semplicemente cosa c'è nella risonanza e non fanno i collegamenti con gli altri fattori psicologici e sociali. Questo è quello che succede. Ciao Davide, saluti da Pescara. Ciao. Allora, Silvia dice, io ho questa tensione bruttissima sacro gluteo pelvico e per questo devo lavorare su glutei otturatori e adduttori, ma non ci faccio caso al fastidio e un pochino di dolore. Il mio le legge, ok, boh, nel senso, se le legge va bene. Io non sono d'accordo sul lavorare sulla parte fisica che fa male, perché lì è solo l'ultima ruota del carro, la prima ruota del carro del dolore è il cervello, il nostro mindset, i nostri pensieri. L'ultima ruota del carro cambierà perché abbiamo cambiato la prima ruota del carro, la causa. Altrimenti lavoriamo come tutti i terapisti, come tutte le terapie, maggior parte delle terapie, sul sintomo e basta. A meno che non diciamo, ok, guarda che il problema è nella prima ruota del carro. Lo sai? Ok. Sei consapevole? Ok. Com'è il tuo mindset? Ok, i miei pensieri sono di un certo tipo, mi sono focalizzato su qualcosa di positivo, la mia paura è bassa. Possiamo lavorare anche sull'ultima ruota del carro? Ni. Possiamo, lo facciamo, sì, ma non lo faccio perché tutte le persone che ho seguito che hanno fatto questi esercizi minuziosi da fisioterapista su delle parti del corpo dove facevano male,
alla fine dei conti non hanno mai fatto dei passi da gigante alla fine della terapia. Perché? Perché stiamo focalizzando il corpo nuovamente su una zona che ci fa male, in modo che dobbiamo aggiustare quella zona. Invece in realtà non c'è niente da aggiustare, c'è forse da ricondizionare quella zona, ma basta semplicemente del movimento in quel caso. Perché servirebbe della terapia, della fisioterapia? Cioè, sì, si può fare la fisioterapia per fare qualcosa di più graduale, ma se non c'è stato un trauma forte, magari un incidente stradale, non riusciamo neanche a muovere quella gamba o non riusciamo a muovere quel braccio, se è passato molto tempo, a volte basta solo riprendere le funzionalità base, no? Camminare, cucinare, fare le cose base. Questo almeno questo è quello che penso, e altrimenti facciamo il lavoro della terapia convenzionale, che ci dice lavoriamo sui sintomi e basta. Freedom, ciao, sto facendo fisioterapia per rigidità, dolore testa-collo, è un buon metodo tradizionale per guarire? Grazie. Freedom, allora, di nuovo, io non lavoro con la fisioterapia convenzionale perché è come dire all'ultimo carro tu non sei ok. Invece il corpo è ok. È la prima ruota che deve iniziare a riprogrammare il dolore. E quella paura e quella tensione al dolore è quella che dobbiamo, su cui lavorare. Quindi non ci dobbiamo lavorare con la fisioterapia e non ci lavoro con la fisioterapia. Ok, questo è quello che penso. Tutte le persone che hanno seguito questo percorso e sono state bene, anche al 100, no, al 95%, al 100%, possono testimoniare che non abbiamo mai fatto un esercizio fisioterapico su collo, su braccia, su gambe, su schiena. Quello che davo era semplicemente a volte degli esercizi d'allenamento, movimento, esempio squat, esempio flessioni, ma per attivare quella zona lì, per attivarla nuovamente, ma non per aggiustare quella zona lì. Ricordo che questi dolori non sono dati da una problematica strutturale, quindi qui la ultima ruota del carro è stata influenzata, che l'ultima ruota del carro parla della spalla, delle gambe, dove sentiamo dolore, è stata influenzata dal cervello oramai. Dopo 3 mesi anche l'osso più grande del nostro corpo, il nostro femore, si rifà, si riproduce e guarisce. Quindi figuriamoci un tessuto muscolare o tendineo. Ok ragazzi, per quanto per quanto era possibile stare sotto l'ombrellone, ma il cellulare si è spento per il caldo, quindi spero che questa live era registrata, quella precedente sia registrata, ma stiamo continuando da dove avevamo finito, insomma. Silvia Bertè, posso lasciarti il mio contatto? Silvia, devi vedere sul mio sito venezianotherapy.com e da lì vedi i contatti, o mi scrivi una mail su info@venezianotherapy.com, ok? Non puoi lasciarmi il mio contatto, non è la cosa più semplice da fare perché me lo perdo, siete in tanti, quindi mi devi rintracciare tu da o la mail o dal sito web, e da lì trovi un po' tutto il tragitto, sia anche per fare una consultazione con me. Freedom, molto chiaro, ma è possibile avere questi dolori di rigidità per 7-8 mesi? Oppure potenzialmente possono durare di più? Grazie. Allora, Freedom, ti rispondo a questa domanda. È possibile avere dolori anche molto più lunghi di 7-8 mesi. Questo non ti deve mettere paura però, perché l'equazione che ti dicevo prima, dolore o comunque sintomo uguale paura più focus o attenzione, e dipende da quanta paura e attenzione ci metti sulla tua problematica, sul tuo sintomo. Questo fa la differenza, quindi quelle persone che ci mettono meno paura e meno attenzione alla propria problematica e continuano a fare la loro vita senza essere troppo focalizzati sul dolore stesso, perché sanno che non è un problema fisico, non è un problema neanche psicologico, che si può chiamare, guariscono più velocemente. Un'altra cosa, quando dico non vuol dire che è una malattia, anche se qualcuno dice che il dolore è una malattia, il dolore cronico è una malattia, secondo me non è una malattia, non siamo malati, ok? Anzi, il nostro mindset deve essere assolutamente positivo, di dire questa problematica è una problematica registrata
nel sistema nervoso, è una problematica, è un'ipersensibilità, chiamiamola così, senza dare troppo focus negativo sui tuoi sintomi. Qui possono durare anche 30 anni, ma quelle persone che sono arrivate a 30 anni purtroppo non hanno fatto un percorso idoneo alla loro problematica, quindi sono arrivati troppo tardi. Alla fine non è mai troppo tardi per guarire o comunque per riprendersi, ok? Spero che sia chiaro che comunque la fisioterapia non è solo, almeno quella classica, non è solo quella che usi per muovere il corpo, ma anche quella della mente. E a questo punto non ha più senso, secondo me, parlare di fisioterapia, ma parlare di terapia in generale, anche perché non possiamo separare mente e corpo più. Questo è importante. Ragazzi, io penso che questa live si andrà poi a registrare su YouTube, quindi per evitare che adesso i 45 gradi qui in Sicilia portano di nuovo a far spegnere il mio cellulare, vado a terminare questa live adesso così che si possa registrare ed sarà visibile a tutti. Grazie per le vostre domande, noi ci vedremo giovedì, esce l'altro video su YouTube, giovedì nel pomeriggio. Ci sono una serie di video che usciranno 2 volte a settimana sul canale, quindi iscrivetevi sul canale, sono veramente grato di tutti quelli iscritti, stiamo verso i 4.000 iscritti nel canale, quindi sono molto soddisfatto di dove stiamo andando e questo mi fa capire quanta nuova consapevolezza in Italia c'è sul dolore, anche perché le persone sono veramente stufe di fare cose a caso e dobbiamo dare tutte le informazioni possibili per riprenderci da questi dolori, perché è possibile, soprattutto oggi, con tutto quello che sappiamo. E l'unica cosa che dobbiamo fare è informarsi e poi mettere in pratica quello che abbiamo capito. Quindi non è solo informazione, spero che questo sia chiaro. Dobbiamo praticare quello che leggiamo, quello che apprendiamo. Quindi ricordatevi, paura e focus devono andare giù prima che il dolore vada giù. Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti, alla prossima.